essere vegetariani fa bene alla salute. Perché voi dovete considerare, per esempio, che a parte quello che sentite dire, io cerco di non dire quello che già sapete, che si sente continuamente in televisione, no? Che bisogna mangiare vegetali, frutta e verdura perché sono ricchi di antiossidanti, di bioflavonoidi e così via, sono cose che sapete. Per esempio, però, pochi sanno che i mammiferi vivono 7 volte il loro periodo di sviluppo. In genere i mammiferi vivono 7 volte il loro periodo di sviluppo. Noi viviamo 3-4 volte il nostro periodo di sviluppo. Noi siamo mammiferi, dovremmo vivere 130 o 140 anni. Perché noi ci freghiamo 40-50 anni della nostra vita? Perché viviamo contro natura, perché quello specialmente di cui ci stiamo alimentando negli ultimi decenni, e specialmente dal 1960 a questa parte, è devastante, è un suicidio. L'uomo non è stato progettato per mangiare cibi spazzatura, è stato progettato dalla natura per mangiare principalmente frutta e verdura, poi magari radici e semi oleaginosi. Tutto il resto è praticamente è come se una macchina fosse progettata per funzionare a benzina e viene aggiunto nel serbatoio anche gasolio. Secondo voi che succede? Se gli metti una goccia va avanti, se gli metti 1 litro incomincia a zoppicare, se gli metti 10 litri la devi portare dal meccanico, la macchina dura almeno la metà tra una sofferenza in altra, diciamo, no? Tra un ospedale e l'altro, e alla fine muore quasi alla metà della sua esistenza. Le poche popolazioni che vivono 130-140 anni sulla Terra, quanto dovremmo vivere tutti, sono le sole popolazioni che hanno per tradizione un regime alimentare vegetariano. All'opposto di queste popolazioni al regime vegetariano ci stanno gli eschimesi, che hanno una vita media di circa 30 anni, perché mangiano quasi esclusivamente carne, la media di 30 anni, mentre quelle delle popolazioni vegetariane, gli indiani del Tota, dello Yucatan, eccetera, vivono in media 100 anni. Ora, io vi assicuro che da quando sono diventato vegetariano, da 35 anni, cioè a questa parte, non ho più avuto un raffreddore da 35 anni a questa parte, e prima di raffreddore ne avevo almeno 4-5 anni, 4-5 all'anno di raffreddori. E la mia condizione non è sporadica, dice vabbè sarà successo a te perché puoi essere un caso eccezionale. No, è costante con tutti coloro che scelgono di essere coerentemente vegetariani. Ma perché? Perché semplicemente l'alimento carneo e derivati è incompatibile con la nostra vita. Abbassa le nostre difese immunitarie. La carne, quando entra nel nostro stomaco, nel nostro organismo, la interpreta come un aggressore. Per questo c'è un aumento immediato di leucociti nel sangue, che sono le nostre difese immunitarie che interpretano la carne come un aggressore e si concentrano nello stomaco cercando di neutralizzare gli effetti negativi della carne. La carne abbassa il pH del sangue, c'è un alimento altamente acidificante, e il pH del sangue è una cosa serissima, è grave. C'ho un altro minuto? Sì. Il concetto del pH, guardate, non sapete, c'è una gamma che va da 1 a 14. Il nostro pH dovrebbe stare a 7,30, cioè da 1 a 7 è acido, da 7 a 14 è alcalino o basico, no? Il nostro pH perfetto dovrebbe stare intorno a 7,35. Al di sotto di 7,2 e al di sopra di 7,8 c'è il coma, c'è l'arresto cardiaco. Quando si abbassa il pH, cioè la parte acidificante del problema, scusate magari questa parentesi tecnica scientifica, però è utile, il pH del sangue è fondamentale. Per poter bilanciare il pH del sangue, il nostro organismo sottrae la parte di alimenti alcalini al nostro organismo, cioè la parte basica, e dove li prende? Nelle ossa.
cioè sottrae calcio alle ossa del nostro organismo per poter mantenere il pH in posizione neutra. Che cos'è che abbassa il pH del sangue? Che costringe continuamente l'organismo a bilanciare, sottraendo calcio all'organismo, provocando l'osteoporosi? Sono tutti gli alimenti acidificanti che abbassano il pH del nostro organismo. E quali sono gli alimenti acidificanti che abbassano il pH dell'organismo e lo costringono a rubare calcio alle ossa, a farti venire l'osteoporosi? Principalmente le proteine di origine animale. Tutti i cibi raffinati, tutti gli zuccheri raffinati abbassano il pH. Tutto ciò che è acidificante abbassa il pH. Il latte, i formaggi sono acidificanti. Tutti i farmaci, tutti gli integratori sono acidificanti. Tutti, nessuno escluso. Ciò che invece è alcalinizzante o basico, che mantiene l'equilibrio, sono tutti gli alimenti crudi, vivi, la frutta e la verdura cruda, viva. Solo quelli sono alcalinizzanti e ci consentono di restare in vita. Se noi escludessimo solo la parte cruda, che quel pochissimo di parte cruda che noi mangiamo, camperemmo molto poco.